Ma ve l'aspettavate poi questo trionfo vero e proprio che c'è stato? No, cioè noi sapevamo che potevano anche aspettarci qualcuno, però chi sapeva cosa, come, non sapevamo. L'anno prima che avevamo vinto gli europei è stata una manifestazione del genere, cioè è venuta tanta gente, però nessuno immaginava una cosa di questo genere. Anche perché dovevamo arrivare alle 4:30, 5 e siamo arrivati alle 8:30 di sera, perciò è cambiato tutto. Malgrado questo però c'era la gente che aspettava. Sì, non lo sapevamo. Probabilmente abbiamo fatto un po' di scalpore, perché nella città eravamo 3 persone abituate ad allenarci, cioè 3 trevigiani che si allenavano in questa città, su questo fiume. Non è un qualcosa, non so, che io sono andato o il mio compagno veniva da o io andavo da. Eravamo 3 trevigiani cresciuti in questa città. Della città e del fiume, per così dire. Noi eravamo cresciuti tutti e 3 del dopolavoro ferroviario a quell'epoca. Perché ho visto che vi hanno fermato, insomma, ci siete fermati una prima volta a Mogliano. Sì, ci hanno fermato a Mogliano. Mi hanno fermato. Sono mesi in mezzo alla strada, ci hanno fermato. Proprio in mezzo alla strada, fisicamente. Poi avete avuto un ingorro, per così dire, sul cavalcavia già? E tutta la gente ci aspettava sul cavalcavia, in ogni modo ci siamo fermati in stazione. In stazione, ecco, infatti qui dice questa foto che vi hanno portato in trionfo. Sì, dentro in stazione, era la stazione ferroviaria, sì. Lì ci sono stati... Perché era preparato tutto per là, così avevano preparato. E poi ci hanno portato in Piazza dei Signori. In Piazza dei Signori. Cioè il difficile è stato arrivare in Piazza dei Signori, no? Difficile perché allora dice? Perché c'era qua tutta il via vai della folla che andava e noi passavamo in mezzo. È difficile tenere la gente, chi voleva i bottoni, chi voleva una cosa, chi voleva un altro. Sai, io credo che ho cefonato anche qualcuno perché voleva levare i bottoni dalla giacca. Non era cose tanto semplici all'epoca. Comunque e gli amici, quelli che ti difendevano, quelli che ci conoscevano, facevano ma c'era anche la polizia, immagino. Ma che c'era polizia, c'era tutto quello che vuoi, però è difficile tenere la gente. Noi avevamo gli amici, i nostri compagni di canottaggio, di tutto che c'era, che ti difendevano loro, non c'erano problemi, quelli che tu fai più affidamento quando arrivi in queste situazioni. E poi siete andati sul Palazzo dei 300, ho visto? Sì, in Piazza dei Signori siamo andati in Palazzo dei 300. E lì ci sono stati i discorsi, le premiazioni. Vabbè. Però segue la routine normale di tutte queste cose.